Prima medaglia olimpica della carriera per Mara Navarria, che nella finale a squadre vince contro la Cina risultando decisiva le lacrime della spadista di Carlino, sognata e cercata fino all'ultima stoccata. Carlino si prepara a riaccogliere tra qualche giorno Mara, al rientro dal Giappone, emozione enorme, ti aspettiamo a casa, dice il papà Diego, il sindaco Bazzo, grazie per aver portato Carlino e il Friuli sul podio delle Olimpiadi. Il governo ha messo a disposizione un'app per consentire di controllare la validità del Green Pass all'ingresso dei locali. L'abbiamo testato con un imprenditore che gestisce ristoranti in regione e all'estero, tanti dubbi. Sopralluogo del sindaco di Udine Fontanini al posto fisso di polizia locale in Viale Leopardi, che sarà inaugurato ad agosto. Lungo la strada vige il divieto di somministrare birra fresca contro schiamazzi e assembramenti. Un'indagine in regione sul fabbisogno delle imprese indica che nel 2019 l'83% degli studenti diplomati negli istituti tecnici superiori del Friuli Venezia Giulia ha trovato un impiego entro un anno dal diploma. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Ancora una soddisfazione, una grande soddisfazione per la nostra regione. Dalle Olimpiadi di Tokyo arriva la prima medaglia olimpica per Mara Navarria, un bronzo vinto nella finalina di spada a squadre femminile contro la nazionale cinese. Una sfida giocata fino all'ultima stoccata che ha visto la friulana trionfare sulla nazionale numero 1 del ranking. Un bronzo insperato e anche per questo ancor più dolce. È la prima medaglia femminile italiana nella scherma alle Olimpiadi di Tokyo e porta la firma di Mara Navarria. La spadista di Carlino è stata la migliore della finalina per il terzo posto contro la quotatissima Cina, prima nazionale nel ranking mondiale. E proprio la sua prestazione ha permesso a lei e alle tre compagne, Fiammingo, Isola e la riserva Santuccio, entrate per sostituire la Fiammingo, di prendere il faticosissimo bronzo. È la prima medaglia olimpica per Mara Navarria, il cui grande risultato finora era stato l'oro ai mondiali di Wuxi, proprio in Cina nel 2018. L'unica esperienza ai giochi era stata a Londra, quando era arrivata 18esima nel torneo individuale e 7ª in quello a squadre. Per Rio, invece, non era riuscita a qualificarsi. La gara si è decisa solo all'ultimo secondo, nel duello tra Isola e Zhu. Proprio contro la spadista cinese, Mara aveva messo a segno quelli che si riveleranno essere i punti decisivi, chiudendo il duello sul 5-1. Punteggio più pesante fatto registrare dalle azzurre. È finita 21-23 con l'infruttuoso assalto finale cinese della Zhu, zoppicante per un infortunio alla coscia destra che ha portato al punto decisivo italiano. E da lì è partita la festa. Tante emozioni e grande commozione in casa Navarria con papà Diego che già si prepara ad accogliere la figlia Mara. Abbiamo sofferto perché l'emozione è stata grande, ma anche la soddisfazione alla fine è stata grande. Abbiamo vissuto con molta tensione, mia moglie forse più di me, l'ultimo assalto, e alla fine la soddisfazione ci è liberata con un pianto di gioia, si può dire così. Per Mara questo è un risultato molto importante perché è un premio ad una carriera lunga, faticosa, dove ha messo tantissimo impegno, ha messo tantissima fatica, tantissimo lavoro, tantissima passione e quindi diciamo la medaglia olimpica viene proprio come giusto premio anche di tutta questa attività. Sono 9 anni praticamente che lavora in funzione di questo risultato. Perderlo sarebbe stata una delusione, anche se la vita comunque per lei insomma, è anche ricca di tante altre cose. Averlo avuto, insomma, questo risultato sicuramente ecco, è un tassello, una ciliegina sulla torta, chiamiamola così, qualcosa che rimane, che premia proprio questo impegno. E il sindaco Loris Bazzo ringrazia Mara Navarria per aver portato Carlino e il Friuli sul podio delle Olimpiadi. L'ho seguita assolutamente sì, l'ho seguita dal lavoro
ed è stato un alternarsi di emozioni fin quando appunto insieme con lei abbiamo sudato, abbiamo gioito per questo importante risultato. A Carlino in questo momento stiamo ancora cercando di trovare la lucidità per capire effettivamente quanto è successo. Certamente siamo orgogliosi e ci stiamo adoperando proprio per far diventare Carlino il centro del mondo grazie alla Navaria, Mara Navaria, che è una ragazza che è partita da Carlino proprio giovanissima. A 16 anni lei ha lasciato il suo paese, raggiungendo poi tutti i risultati che in questo momento sono agli occhi di tutti, dal mondiale di qualche anno fa, come appunto campionessa individuale, fino al bronzo a squadre di Tokyo e di oggi. Mara, sì, le sue radici affondano proprio sulla sua Carlino e sul suo Friuli, e questo è stato per lei sempre un cavallo di battaglia e siamo orgogliosi di questo proprio perché con lei in ogni parte del mondo ha portato sempre alta la bandiera della sua regione. Ero convinta che la Navarria ce l'avrebbe fatta rialzarsi dopo lo stop nella gara individuale, così è stato. Grande Mara, brava lei e complimenti all'intera formazione azzurra. L'ha detto l'assessore regionale allo sport Tiziana Gibelli, sottolineando come l'atleta friulana sia risultata determinante per la vittoria della medaglia. Incrociamo le dita per gli altri nostri atleti ancora in gara, li aspettiamo tutti al rientro, conclude Gibelli, per festeggiare insieme. Altri commenti a questa importante medaglia nel nostro notiziario sportivo Sport FVG. Ed ora apriamo il capitolo dedicato al Covid. Continuano a salire i contagi in regione, quelli riscontrati oggi sono 89 a fronte di 4.132 tamponi molecolari con una percentuale di positività dell'1,74% e 2.410 test rapidi antigenici realizzati con percentuale di positività di 0,71. Il 69% dei nuovi contagi interessa persone con meno di 29 anni. Oggi non si registrano decessi, 2 persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti salgono a 10. Le persone in isolamento sono 492. Per riprendere la scuola in presenza per tutti, senza più dover ricorrere alla DAD, la percentuale di riempimento dei mezzi pubblici dovrà salire all'80%. Sono i calcoli che fa il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in un'intervista al Corriere della Sera, citando studi recenti. Fedriga fa riferimento anche ai sistemi per abbassare il rischio di contagio sui bus. Stiamo varando un piano che prevede di installare impianti d'aerazione sui mezzi, come quelli che ci sono oggi sui treni. È un filtraggio sicuramente utile, non annulla il rischio, ma aiuta. Servirà la vaccinazione obbligatoria dei docenti per partire in sicurezza? Viene chiesto a Fedriga. Qui da noi non è necessaria, afferma il presidente del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo praticamente il 100% dei vaccinati tra insegnanti e personale ATA. Un dato questo che viene confermato anche da Teresa Tassan Viol, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Friuli Venezia Giulia, secondo la quale ora l'attenzione deve spostarsi dagli insegnanti agli studenti. L'obbligo del vaccino per il personale scolastico, del quale governo e CTS stanno discutendo in queste ore, farebbe poca differenza per il Friuli Venezia Giulia. La nostra regione è infatti ai vertici, assieme alla Campania, per immunizzati nel mondo della scuola. L'ultimo monitoraggio Covid del 26 luglio, curato da Agenas, Laboratorio Management e Sanità e Scuola Superiore Sant'Anna, certifica il 100% dei vaccinati con prima dose e il 92,92% con ciclo completo. I presidi friulani dunque sono favorevoli all'obbligatorietà. Friuli Venezia Giulia, il personale della scuola ha anticipato, diciamo così, ogni presa di posizione di questo tipo, in quanto i dati registrano un'altissima adesione volontaria quindi alla vaccinazione. Io credo che questo sia un dato molto incoraggiante, molto positivo, che testimonia di una grande serietà del personale scolastico di questa regione. La vera partita, secondo l'ANP, ora si sposta
disposta sui banchi con il coinvolgimento degli studenti. Io penso che ci possa essere la famosa alleanza educativa sui grandi temi. Questo è uno dei grandi temi. Scuola e famiglia possono agire congiuntamente, con condivisione, naturalmente fatto salvo la responsabilità e la scelta dei genitori rispetto ai figli minorenni. E per quanto riguarda l'evoluzione della pandemia in Friuli Venezia Giulia, interviene il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, sottolineando come con la vaccinazione il numero delle ospedalizzazioni è drasticamente calato. La prova più grande, dice, del funzionamento dei vaccini. 500.000 persone vaccinate in doppia dose, di queste 496 purtroppo sono state ricontagiate, quindi siamo allo 0,1%, di queste soltanto 37, quindi siamo sotto lo 0,01%, hanno una domanda ospedaliera, delle quali soltanto 2 in terapia intensiva con dei quadri clinici complessi, uno di questi tra l'altro con una vaccinazione che era venuta il giorno prima del contagio, quindi non poteva avere le coperture. Questo significa che il vaccino resta la strada maestra, al di là della legittima opinione e convinzione di chi la pensa in maniera diversa. Le regole di applicazione del Green Pass abbiamo visto che hanno determinato una adesione, negli ultimi 7-8 giorni abbiamo avuto 40.000 adesioni nuove, quindi sicuramente è stato fatto un passo importante. Adesso vedremo le ultime misure e soprattutto l'applicazione, che secondo me può avere dei miglioramenti importanti. E con l'aumento dei contagi in regione si sta valutando di riaprire i reparti Covid nelle strutture ospedaliere, un'ipotesi confermata dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche. L'aumento dei casi Covid con il ritorno di pazienti in terapia intensiva potrebbe essere un segnale poco confortante in vista di una crescita delle ospedalizzazioni sul fronte dei contagiati, una preoccupazione fatta propria anche dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche del Friuli Venezia Giulia. C'è questo sentore, sono aumentati, c'è qualche persona ricoverata in terapia intensiva, si sta già parlando di riaprire qualche reparto Covid, ma questo era da prevedere dopo tutto quello che è successo in queste settimane, fra manifestazioni varie e altre condizioni in cui non c'era certamente la condizione di sicurezza, e adesso stiamo iniziando a pagare purtroppo questi errori fatti da cittadini con poca attenzione. Secondo Clarizia, i nessi tra le recenti manifestazioni per la vittoria degli europei o contro il Green Pass potrebbero avere delle conseguenze. Persone che sono senza distanziamento, senza mascherine, cose che tutti quanti sappiamo ormai da tantissimo tempo, tutti sappiamo come andare a tutelarci, abbiamo visto che questo non è stato assolutamente rispettato. Volete che fra queste persone ci fosse stato qualcuno positivo che non è passato a qualcun altro e questo l'ha portato a casa, quindi sicuramente ripagheremo nei prossimi giorni anche queste follie fatte da qualcuno. Siamo andati a vedere com'è la situazione al centro vaccinale della Fiera di Udine. Molti indecisi sono stati convinti ad immunizzarsi dall'obbligatorietà del Green Pass. Abbiamo poi incontrato anche diversi genitori che accompagnavano i figli a vaccinarsi in vista del ritorno a scuola a settembre. E quando ti sei prenotato per il vaccino? Più o meno un mese fa, 2. Lo fai per il Green Pass, perché così Sì, puoi... per essere più libero e poter fare quello che voglio più o meno. Okay. E ci sono dei tuoi amici che non vogliono fare il vaccino, che magari dicono no, io non lo faccio nonostante il Green Pass? No, c'è qualcuno che è più diffidente, però nessuno che non vuole farlo, più che altro lo vogliono fare più tardi. Io non ero tanto convinto, però dico la verità, l'ho fatto prima di tutto per rispetto degli altri, perché se lo fanno tutti perché non devo farlo io, e poi per vivere una vita normale, perché altrimenti non andremo tanto lontano. Accompagnare mia figlia che si vaccina alla prima dose. L'avevamo programmata per tempo, prima dell'inizio poi delle scuole di settembre, per arrivare in tempo con la seconda dose. Signora, lei accompagna i figli oggi? No, io lo faccio per il loro bene, per il bene anche della scuola da un certo punto di vista, ma anche per una responsabilità sociale. Il Green Pass è un pezzo in più, è indipendente per noi. Quando hai prenotato il vaccino? La scorsa settimana. Ma l'hai fatto per il Green Pass oppure avevi già pensato di farlo? Entrambi i motivi, per una libertà mia. Ma tu eri dubbioso prima per qualche motivo particolare oppure semplicemente hai trovato adesso l'occasione di venire a farlo? No, ho avuto un periodo in cui ero dubbioso, poi ho fatto un atto di fede verso la scienza e
vado a vaccinarmi. Credo sia una libera scelta, io lo faccio perché è una mia libera scelta e credo appunto nel vaccino. E a proposito del Green Pass, il governo ha messo a disposizione un'app per gestire, per verificare appunto la validità delle certificazioni verdi all'ingresso nei locali. Abbiamo fatto un test, abbiamo chiesto ad un imprenditore che gestisce ristoranti tra la regione e l'estero per capire insomma come funziona. I dubbi sono tanti, vediamo. Il Green Pass per chi ha fatto il vaccino c'è, l'app per controllarlo anche e garantisce la totale riservatezza. Restano però troppi dubbi degli imprenditori nel mondo della ristorazione per i controlli che scatteranno dal 6 agosto. Sì, un'incombenza in più, l'app funziona, l'ho provata, funziona molto bene, però la reputo un altro motivo di calo di fatturato. Il problema non è l'app fine a se stessa, il problema è che la gente ancora, c'è molta gente che non vuole vaccinarsi, per cui non potrà venire in possesso di questo pass e di conseguenza ci saranno discussioni su discussioni di gente che vuole entrare, che vuole mangiare, che vuole bere e però non è disposta a seguire la legge che impone questo pass. Situazione diversa in Spagna dove non c'è ancora il Green Pass ma restano le limitazioni. Ma non è una bella situazione, anche lì il turismo un po' latita. Noi siamo ubicati in Catalogna. Catalogna ha abbastanza preso sul serio la cosa. Oggi come oggi la chiusura è a mezzanotte per quanto riguarda i ristoranti e a mezzanotte e mezza c'è il coprifuoco. Ma non c'è il QR code? No, per adesso non se ne parla, ma è verosimile che potrebbe arrivare anche in Spagna? Statisticamente sì. Sopralluogo oggi al posto fisso di polizia locale in Viale Leopardi a Udine del sindaco Pietro Fontanini. L'ufficio aprirà ufficialmente ad agosto, intanto lungo la via vige il divieto di somministrazione di birra fresca contro schiamazzi e assembramenti. Nella zona della stazione di Udine servono ulteriori interventi per riportarla alle condizioni di un tempo. È ferma convinzione dell'amministrazione comunale di Udine che nei prossimi giorni si confronterà nuovamente con il prefetto. Oggi il sindaco Pietro Fontanini ha effettuato un sopralluogo al nuovo punto fisso della polizia locale in Viale Leopardi per constatare l'andamento dei lavori. Primi di agosto inaugureremo questo posto, adesso mancano solo gli allacciamenti tecnologici, cioè la fibra ottica. E poi sarà operativo, ci sarà la nostra polizia in questo luogo a presidiare quest'area. Ci saranno gli agenti che continueranno a vigilare esternamente, ma ci saranno anche i vigilantes perché abbiamo rinnovato il contratto con la vigilanza privata per sorvegliare anche quest'area perché riteniamo che il lavoro sia ancora da fare, molte cose, perché purtroppo non abbiamo ottenuto ancora i risultati sperati. Nella zona ci sono attività economiche che chiudono, ma altre che nascono con investimenti da parte dei privati che credono in un possibile ritorno al passato dell'area. Il sindaco tra l'altro intende rimuovere diverse panchine che si trovano sulla via. Sì, perché molte volte queste panchine non sono utilizzate per la sosta così di chi è stanco dopo aver fatto una camminata, ma vengono utilizzate per bivaccare. Io ho fatto un'ordinanza in cui proibisco il consumo di alcolici refrigerati e chi è arrivato da altre parti del mondo deve adattarsi al nostro sistema di vita e accettarlo e rispettare le nostre regole. Rientra nell'ambito dell'operazione del Comune di Udine che punta a incrementare l'offerta culturale della città la ristrutturazione di Villa Toppani in Viale Trieste vicino al Teatrone da destinare a Chiese dal Friuli e de Monti. Il Comune ha avviato la progettazione per accedere ai fondi POR FESR per 2,4 milioni di euro prevedendo la digitalizzazione dei contenuti, la valorizzazione della cultura friulana e il potenziamento delle imprese culturali ricreative. La ristrutturazione di Villa Toppani comprende l'allestimento degli spazi interni da destinare a zone espositive sulla cultura friulana, in particolare mediante strumenti multimediali. Comprenderà 2 percorsi espositivi dedicati rispettivamente alla lingua friulana e alla storia del Friuli e della montagna friulana. L'esposizione diverrà un punto di riferimento per integrare il curricolo scolastico che nella maggior parte dei casi è sprovvisto di riferimenti alla storia locale e regionale. Partiranno entro un mese i lavori di sistemazione della viabilità di Viale Venezia a Udine. Vediamo.
Cominceranno entro l'anno i lavori di realizzazione di una nuova rotatoria in Viale Venezia a Udine. La Giunta ha approvato il progetto dell'opera e entro 2 mesi bandirà il concorso per l'affidamento del cantiere. Fra 2 mesi noi avremo anche esperito la gara e di conseguenza si potranno iniziare i lavori, sicuramente entro l'anno. 1 milione di euro, il primo lotto, il secondo lotto di 1.630.000 che lo approveremo il prossimo mese. I lavori inizieranno a distanza di 2 mesi l'uno dall'altro. In pratica in questo primo lotto ci sono le 2 rotatorie, quella di via Firenze e via Gabelli, che hanno la loro importanza perché vanno a regolamentare il traffico a supporto della prima rotatoria, non solo i lavori della rotatoria vera e propria con tutti gli impianti di illuminazione e di sistemazione generale, ma anche l'allargamento proprio della parte che riguarda sia le piazzette per socializzare al di fuori della rotatoria e una parte verrà dedicata alle aiuole del verde. 50 alberi sono già stati piantati, adesso con le 2 rotatorie verranno tolti 15 alberi praticamente che riguarderanno la parte proprio attigua, ma verranno piantati altrettanti e quindi andremo anzi addirittura a superare il numero attualmente esistenti. 500.000 euro sono inoltre destinati alla sistemazione del manto stradale di 4 arterie importanti per la circolazione in città: Pieri, Puintat, Pasolini e Dolfin. Grave lutto a Madrisio di Varmo per la scomparsa di Sonia Camerotto, 45 anni, molto nota in tutto il comune per aver gestito diversi locali. È stato un fulmine a ciel sereno, ha commentato il sindaco di Varmo, Fausto Prampero, scosso dalla notizia della scomparsa di Camerotto. Era una persona solare molto impegnata nel sociale. A marzo scorso, appena scoppiato la pandemia, racconta il primo cittadino, Sonia si era unita alla protezione civile del comune per aiutare le persone più in difficoltà e contribuire alla consegna porta a porta delle mascherine. Sonia Camerotto lascia la madre con cui abitava nella frazione di Varmo, 2 fratelli e una sorella. E versa in gravi condizioni una ragazza di 23 anni di Talmassons che questa mattina attorno alle 8:30 è rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo la regionale 353 in comune di Muzzana del Turgnano. Si sono scontrate una Y condotta dalla 23enne e una Hyundai Tucson condotta da un cittadino straniero. Una vettura è finita nel fossato a bordo strada, la giovane è stata trasportata in elicottero al Santa Maria della Misericordia di Udine, ferito in maniera lieve il conducente dell'altra vettura. Erano arrivati a Lignano come turisti, se ne stavano andando in automobile a bordo della quale era nascosta refurtiva per 30.000 euro. Nel bagagliaio, al posto della ruota di scorta, avevano nascosto refurtiva per 30.000 euro sottratta tra Lignano e Bibbione. Sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Lignano con l'accusa di ricettazione. A finire nei guai sono 2 cittadini serbi di 29 anni, uno dei quali con precedenti per un furto commesso a Caorle. La loro vettura è stata fermata dai militari dell'Arma sabato 24 mentre i 2 stavano lasciando la località balneare. Durante il controllo, scattato dopo indagini mirate, sono stati ritrovati dispositivi tecnologici, monili e contanti rubati nei giorni precedenti in alcune villette prese in affitto per le vacanze in un residence vicino al quale i 2 serbi erano alloggiati come turisti. Solo qui il valore della refurtiva, della quale faceva parte anche un costoso drone, ammontava a 10.000 euro. Furti, almeno 4 dei quali commessi tra il 19 e il 21 luglio, erano stati messi a segno con le medesime modalità, ovvero nelle ore dedicate dai vacanzieri alla spiaggia forzando porte e finestre. Tra le vittime anche turisti tedeschi e rumeni. Parte del bottino è già stata restituita ai legittimi proprietari. Alcuni strumenti atti allo scasso e l'automobile, a bordo della quale 2 uomini si stavano allontanando, sono stati sequestrati. Un'automobile in transito lungo la A23 in direzione Venezia, poco dopo lo svincolo per l'uscita di Udine Nord, questa mattina ha preso fuoco, il conducente è riuscito a mettersi in salvo, la macchina è andata distrutta sul posto, i vigili del fuoco. Il ministro delle infrastrutture Giovannini e il presidente della conferenza delle regioni Fedriga hanno lanciato oggi la cosiddetta PNRR Academy, il progetto di formazione e aggiornamento professionale in materia di appalti. Obiettivo: accelerare la macchina pubblica. Velocizzare e semplificare per non perdere neanche un euro dei fondi europei del Piano Nazionale Resistenza e Resilienza. Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Enrico Giovannini ha presentato oggi, insieme a Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, e ad Antonio De Caro, sindaco di Bari e presidente di ANCE, la riforma che si pone come obiettivo quello di semplificare le procedure. Il focus è sui RUP, i responsabili unici dei provvedimenti che avranno poi il compito di preparare i bandi di gara. La prima notizia è l'assunzione a livello nazionale di 120 ingegneri nel 2021 e
altrettanti nel 2022, con l'obiettivo di renderli operativi in 100 giorni. Il personale già in servizio, 50.000 in tutto il paese, pari a circa la metà dei funzionari pubblici, avranno invece dei corsi dedicati per portare a implementare le loro competenze, come ha spiegato Andrea Tardiola, capo della segreteria del Ministero. De Caro ha sottolineato l'importanza dell'Academy del PNRR, che consentirà di accrescere le competenze dei dipendenti pubblici, oggi, per quanto riguarda i comuni, sotto organico. Federica ha invece sottolineato come questa iniziativa possa diventare strutturale per il paese, visto che il PNRR non può rappresentare un semplice passaggio. Gli investimenti devono guardare allo sviluppo e a nuove opportunità, soprattutto per le generazioni più giovani, ha spiegato il governatore del Friuli Venezia Giulia. Oggi ci sono passaggi che rallentano la macchina pubblica, la semplificazione poi auspico diventi strutturale, perché non possiamo adottarla solo in emergenza, ha concluso Federica. Sono iniziati in Consiglio regionale i lavori per le variazioni di bilancio. Risorse disponibili fin da subito per aiutare imprese e famiglie. L'obiettivo della giunta guidata da Massimiliano Fedriga per le variazioni di bilancio sono di erogare risorse importanti immediatamente per i consorzi, le attività produttive e l'ambiente. La manovra, che è iniziata oggi il suo percorso in Consiglio regionale, è stata portata dall'assessore Barbara Zilli, che ha incontrato a lungo i capigruppo di maggioranza e opposizione, con questi ultimi mai convinti dal documento, con venerdì il Movimento 5 Stelle e lunedì il Partito Democratico, che hanno attaccato parlando di mancanza di visione a fronte di un tesoretto importante da oltre 350 milioni di euro. Non è una legge di stabilità, è una legge di assestamento, interviene a metà anno finanziario ed è importante per noi poter mettere a disposizione risorse che siano immediatamente spendibili. Questo significa che non possiamo introdurre novità eclatanti, ma dobbiamo continuare a confermare le linee contributive che la Giunta regionale ha proposto finora per mettere a disposizione risorse e investimenti per i nostri comparti essenziali. CGIL e amministrazione regionale ai ferri corti sul tema della sanità. Il sindacato è sceso in piazza oggi a Trieste. Nervi tesi, tesissimi sull'asse CGIL Giunta regionale in campo sanitario. Ieri il vicepresidente Riccardo Riccardi ha sottoscritto con CISL e UIL l'accordo per le RAR, le risorse aggiuntive regionali che le aziende sanitarie utilizzano anche per pagare le ore aggiuntive, senza però sentire le altre sigle. Sono previste risorse extra, risultato che viene rivendicato dalla CGIL. Primo risultato è che la lotta paga, perché oggi siamo qua, ma proprio sapendo che oggi saremmo stati qui, l'assessore ieri ha riaperto il tavolo del RAR. Lo ha riaperto purtroppo chiamando solamente 2 sindacati su 3, ovvero ha deciso di lasciare fuori la CGIL, non ci ha proprio convocato. Comunque siamo riusciti, grazie alla preoccupazione per la lotta che portiamo avanti, la mobilitazione pacifica, siamo riusciti ad avere comunque un tavolo, c'è stato un tavolo e anche i 5 milioni in più che metterà nella legge di bilancio. Non è mancato poi un appello al presidente della Giunta, Massimiliano Fedriga. Perché il presidente Fedriga, in qualità di presidente della conferenza delle regioni, alle nostre categorie nazionali ha detto che lui ci tiene alle relazioni sindacali, che vuole che ci siano e che siano buone. Allora io non posso pensare che il presidente Fedriga pensi una cosa quando è presidente della conferenza e una cosa diversa nella sua regione. Quindi chiedo al presidente Fedriga, che è presidente anche di noi, che ci lamentiamo oggi, di far rispettare quello che lui dice a livello nazionale. Un'indagine condotta nel nostro territorio promuove a pieni voti gli istituti tecnici superiori del Friuli Venezia Giulia. L'83% dei diplomati ITS trova lavoro entro un anno. È questo il dato più eclatante dell'indagine sul fabbisogno delle imprese e dei giovani in ambito tecnico-scientifico, condotta da RECEL, l'organismo nato dalla collaborazione tra SVG, Università di Trieste e la Sissa. È uno dei dati positivi legati al sistema ITS. Non è un caso che il Presidente Draghi nel suo discorso di insediamento e soprattutto all'interno del PNRR abbia inserito la valorizzazione di questo sistema come sistema di connessione tra quella che è la formazione delle persone, si direbbe ora del capitale umano, e di esigenza di modernizzazione da parte delle aziende. Lo Stato e l'amministrazione regionale investono risorse importantissime che si inserisce tra la fine del percorso di scuola superiore e il percorso universitario e che dà una disponibilità
e un'occupabilità importante per i ragazzi del nostro territorio. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito. Tra pochissimo Sport FVG, poi le previsioni del tempo. Vi ricordo alle 20:40 l'appuntamento con Gnovis, il TG in friulano. Arrivederci. Sopralluogo oggi al posto fisso di polizia locale in Viale Leopardi a Udine del sindaco Pietro Fontanini. L'ufficio aprirà ufficialmente ad agosto, intanto lungo la via vige il divieto di somministrazione di birra fresca contro schiamazzi e assembramenti.